è abbastanza normale che un territorio geograficamente periferico perda i propri ragazzi che vanno a studiare altrove, perché è evidente che c'è una, come possiamo dire, una capacità catalizzante, no? Da parte delle università, no? Dove ci sono i poli universitari, lì arrivano i giovani chiaramente e lì trovano più opportunità. Questa è una cosa abbastanza normale. Passato il periodo in cui si pensava di poter fare un'università a Belluno, cosa che non è possibile, tutti i territori periferici stanno perdendo, anche quelli che avevano l'università li stanno perdendo perché non stanno in piedi. Ecco, bisogna invece lavorare su due questioni diverse. La prima sicuramente è creare delle opportunità diverse. In questo senso, per esempio, abbiamo portato la LUISS non come corso universitario, ma come invece scuola di management di altissimo livello, quindi dopo Roma, dopo Milano c'è Belluno. Perché? Perché con questo diamo un'opportunità dopo la laurea, dopo aver intrapreso il proprio percorso dal punto di vista professionale, di ritornare nelle nostre zone anche per poter sviluppare le proprie competenze. Questo è un punto sicuramente centrale. Dall'altro, proprio quelle indagini di cui parlavamo prima sul disagio giovanile fa emergere un dato molto netto, e cioè oggi i giovani guardano anche alla qualità della vita, cosa che prima non veniva fatta. Prima si guardava soltanto dove c'è il divertimento e sostanzialmente le opportunità, oggi si guarda a quello, ma si guarda anche alla qualità della vita. Lavorare sulla qualità della vita è ciò che ci sta salvando. Se si guarda i dati della popolazione si vede che Belluno ottiene un po' di più di altri luoghi, faccio ovviamente lasciando perdere ovviamente i luoghi a statuto speciale dove hanno una serie di opportunità e di risorse con cui noi non possiamo neanche competere, ma se si guardano le altre città dove si è coltivata la qualità della vita come a Belluno, noi reggiamo molto di più, un po' con tutti gli indicatori, non solo turistici ma anche demografici per esempio, e di invecchiamento che è molto più lento che nel resto della provincia. Quindi dobbiamo lavorare ancora di più sulla qualità della vita, e su questo tra l'altro non saremo da soli, perché proprio con tante altre città medie abbiamo messo a fuoco questo tipo di strategia per cercare di contenere sostanzialmente una situazione abbastanza difficile.